La Serie B è un campionato, insomma, nella fattispecie il Palermo, dove non può rischiare, insomma, di avere qualche defaillance, quindi a quel punto, insomma, anche pur essendo prima in classifica, pur potendo rimanere così, però si cerca sempre di mettere quella pedina che non faccia poi ecco, fare saltare appunto quel tipo di schema tattico e così via, perché già Iachini abbiamo visto che alcune volte si è proprio lamentato di questo, dicendo che non aveva un centrocampista centrale, quindi bisogna andare sul mercato, si è lavorato molto su Bacinovic, invece non è stato, quindi poi Ngoi, insomma una serie di cose che probabilmente non lo soddisfano. E quindi da quel punto di vista lì il Palermo è molto, molto, molto operativo, fermo restando che non ha una spasmodica esigenza di andare sul mercato e quindi di farsi prendere, come si suol dire, per il collo. Del Palermo andiamo un po' più nello specifico. Giulio Sanseverino è un assistito dello studio Cadipe. Quale sarà il suo futuro? Ha giocato davvero con il contagocce e c'è la possibilità di andare a giocare altrove a gennaio o tutto sommato sempre meglio restare in un treno lanciato verso la promozione come quella del Palermo? È il nostro punto di domanda. Ci siamo detti giorni fa, anche col direttore, nelle festività di Natale, che ci saremmo incontrati dopo giorno 15, avremmo fatto una valutazione, diciamo, un po' più larga. Continuo ad avere manifestazioni, come dire, di apprezzamento da parte di alcuni club. Non ritengo al momento diciamo di poter esprimere un parere proprio perché di fatto ancora non abbiamo del tutto deciso. Vedremo poi nei prossimi giorni cosa fare. Certamente per quello che ci si aspettava, insomma, è chiaro che saremmo pazzi, tra virgolette, a non andare a giocare. Però ecco, la valutazione di un calciatore nella gestione della carriera va fatta guardando anche altri parametri, non soltanto andando a fare 10 partite in prima divisione o in Serie B. Mi dispiace fortemente che il Palermo non abbia creduto in lui, o perlomeno che ci abbia creduto ma che non lo abbia valorizzato così come sta facendo magari con Verre o con Belotti o con qualche altro giocatore. In conclusione, quale può essere la sorpresa di questo mercato e se c'è un giovane sul quale lo studio Cadipe punta particolarmente? Beh, se devo fare un nome lo faccio semplicemente senza togliere niente a qualcuno perché è sempre antipatico, faccio quello di Luigi Silvestri, ma per tutto quello che è stato Luigi Silvestri negli ultimi 15 mesi, dalle problematiche di quando è andato via al Palermo, sparando a zero, agli allora dirigenti di società, non certamente quelli attuali, e per quello che sta facendo a Messina, per quello che sta facendo in Lega Pro e per il carattere che lui ha dimostrato. Quindi ritengo che proprio nella penuria anche dei difensori italiani, che noi non abbiamo difensori di fatto, credo che Luigi con quel carattere, con quella voglia, 20 anni, giocare titolare a Messina o a Salerno, a Campobasso, non può fare altro secondo me di migliorarsi.